Buongiorno dal villaggio di Merda. Come chiamarla? È merda, cacca, è la cacca, feci. Quando voi dite è una vita di merda, questa è una vita di merda seria. Guardate un po', c'è merda ovunque. Ed è così, e si vive anche bene, guardate, c'è la merda qui. La sto anche calpestando, quindi oggi forse sarà una giornata fortunata, fino ad oggi lo è stato. Merda ovunque, secca, più secca ancora. Questa probabilmente la usano non solo per cementare ma anche per riscaldare, tipo torba. Quindi una merda, diciamo, con più attitudini. Qui c'è la merda un po' più galleggiante, più fresca, e qui c'è la merda che deve essere spedita, boh, chissà, a chi non ne ha. E continuiamo qui. Questa è più stagionata, questa forse va bene anche per i gerani a questo punto. Continuiamo da qui. Questa è fresca, si vede. Questa è merda fresca. E insomma, dove vai, ne eviti una, ne trovi due. Io non è la prima volta che mi capita di stare in un villaggio di merda. Così qui da questa prospettiva, fantastico, io sono emozionato. E poi questa merda non puzza neanche, cioè è quasi dà più fastidio la torba che compra il consorzio. Quindi tutto naturale, niente coloranti, niente additivi. Ricorderò con piacere questo villaggio di merda. Lì vediamo le montagne dell'Armenia, qui siamo in Turchia. Il villaggio si chiama Ani, ma non è famoso solo per la merda, ma è famoso per tante altre ancora. Però oggi abbiamo voluto approfondire la parte più, diciamo, meno nominata. Ecco, questo è la fine del villaggio. Ora sentite le mie scarpe che si stanno così cercando di liberare un po' di me dalla merda, così insomma da non far arrabbiare l'autista del pullman. Guardate che bei colori che si intonano con la merda. I colori dell'autunno sono veramente delle cromature che si adattano. Guardate qui, non finisco, ecco qui. Guardate un po' che brave queste Ana 3. Hanno imparato l'ultima canzone di Tananai a memoria, me la stanno cantando, è famosa anche in Turchia. Guarda un po'. Ma che effetto che fa questo canto, questo suono unico. Brave, brave! Complimenti! Beh, non continuate? Devo starmi zitto. Buongiorno! E là! Boh, hanno fame. Buongiorno! Eccoci, buongiorno! Come va? Tutto a posto? Eh sì, stiamo bene. Ho appena finito di calpestare tutta la merda lì. A voi come va? Tutto a posto? Mi fa piacere. E beh, non trattate bene con le mucche in fondo, andate a fare pace, dai. Dai, dategli il bacino con le mucche, dai, c'è anche l'asinello. Vabbè. Dai, fatela finita. Fate pace. Dai.
Eh sì, coraggio, dai. Fate pace, dai. Tutte insieme, dai, che brave, dai. Oh, dai. Ora dove dovete andare? Dai, andate dalle mucche, dai, che vi fanno assaggiare il latte, dai. Beh, sempre a stuzzicare. Dai. Va bene, dai. Ora vi lascio. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Eccoci, ora andiamo a salutare le mucche. C'è anche un asinello qui. Buongiorno. Allora, innanzitutto complimenti per tutta la merda che producete. Siete un'attrazione. Bravissimi. Bravissimi. Siete in gamba. Anzi, quattro gambe. Guarda un po' qui, guarda che bello. Guarda, 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 guarda. E anche i figlioletti ci sono, i vitellini. Buongiorno. Nuovamente. Tanti auguri. Speriamo che tu non vada a finire in uno spiero di kebab, ma mi sa che questa è la tua fine. Come stai? Dai, fai tanta cacca, dai. Più cacca fai e più campi. Tutta salute. Vuoi il kefir? Non ce l'ho. Lo sai quanta cacca che ho fatto in questi giorni pure io? Ho preso un virus. Vieni qui, dai. E tu come stai? Oh la 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 la. È le stazioni dell'8 quando è? Fammi vedere. Guarda un po' qui. Che bello. Ma mi li vuoi dare questi numeri? Dai che me li gioco. 48. 48 e poi? Dai, dammeli. 48. Giocatevi questo numero. 48. E dai. Vabbè. Andiamo. Andiamo dalle pecore, vai. Pecore! Mazza quanto sono lanose queste. E qui c'è il vitellino che è rimasto isolato. Evidentemente ti trovi meglio da solo. Come va? Ah, ecco, qui imbottigliate il latte direttamente. Vabbè. Il nuovo centro di imbottigliamento. Come va? E allora, come stai? Tutto bene? Non mi hai più risposto? Non ti funziona Telegram, non ti funziona WhatsApp, non ti funziona più niente. 48 41 791. La ruota di? Facciamo di Istanbul, che ruota dobbiamo giocare? Come stai? Dai, vieni qui. Non ti faccio nulla, dai. Ciao. Ciao.
Vedi che ci capiamo anche senza l'inglese. Ecco qui siamo alla periferia del villaggio nuovamente. Qui vengono i turisti da tutto il mondo per vedere il sito archeologico di Ani e vengono accolti anche da queste pareti essiccate di merda, di sterco, e che sembrano fungere anche da ottimo isolante, e credo che sia proprio questa la ragione per la quale vengono attaccati così alle pareti, e anche magari un ottimo impermeabilizzante. Ecco qui. Devo dire che questo aspetto a scaglie della cacca rende questi cumuli abbastanza diciamo estetici, quasi come se fossero dei muretti a secco veramente. Infatti fanno connubio con quelli veri, sì, esatto, gli danno conferma ai tacchini, e lì in fondo ancora tanta cacca messa lì attorno anche ai muretti, probabilmente anche per evitare che possano crollare. Insomma, una cacca multiuso, cercate di non sprecarla, ecco, questo è un po' il messaggio. Forse che questo centro ai confini della Turchia, a 2 chilometri dall'Armenia, vuole lanciare a tutto il mondo. Quindi non solo archeologia di quella seria, ma anche qualcosa di più rurale che possa insegnarci che ottimo materiale è la cacca. Qui se ne fa un multiuso, diciamo che è quasi come il maiale, non si butta via nulla, è praticamente così. Peccato che non si possa sentire l'odore, praticamente è inodore, vedete, forse profumo più io, e quindi vedete anche come risorge la vita dalla fine, la speranza non è mai finita, come si suol dire, cioè vedete un po' qui, cioè c'è anche una filosofia dietro, evidentemente, quella di questa ascensione, questo guardare il cielo, questo salire e poi rigerminare una nuova vita. Insomma, probabilmente effettivamente ci sono anche dei messaggi poetici in tutta questa cumulo di merda, ecco, e senza forse. Qui invece ci sono dei cumuli di paglia così incorniciati da questi pneumatici di diverso diametro che stanno lì a fissare il cielo come degli occhi. Un attimo solo, sì, ho capito. Qui vediamo invece questi cumuli di merda in sezione. Ecco, qui deve esserci una riunione della cooperativa agricola o qualcosa del genere. Vedo che c'è il capo che sta lì sopra, una sorta di Coldiretti turca. Invece le anatre si sono un po' stancate, evidentemente, stanno riposando lì su questo cumulo. Evidentemente ci sono ancora dei semini, vediamo tanti uccellini insieme alle galline che vanno a cercarsi qualcosa di buono. Eccoci ancora qui in sezione, questa meraviglia piramidale, direi. Ecco, guardate un po' qui, possiamo entrare un po' nei dettagli. Ecco, guardate un po' qui. Non vedo quelli famosi scarafaggi che si sono visti, ad esempio quelli che fanno le palline, ecco.
Vedete un po' qui, ragazzi, è uno spettacolo. Io non lo so, guardate, non rimango a bocca aperta. Rimango a bocca aperta. Allora vi saluto perché è ora di rientrare. Ah, giustamente, scusate, loro che si fanno il bidet perché avendo le piume bianche loro giustamente la merda la sopportano. Ecco, dovete sempre fare così e basta. È il solito maschio, porco. E beh, e lasciale fare il bidet, maiale. Eh? Ha ragione. Non si può lavare una tranquillamente. Vabbè, dai. Vi saluto. Grazie dell'accoglienza. E che cacchio. E caghi davanti a me. Giustamente dice, questo è il paese della merda, però manco finito la frase. Vabbè. Anch'io sono a scariche oggi, detto tra di noi. Vabbè. Ciao. Arrivederci. Vi saluto. È stato bello. Tanta cacca, merda.